Buongiorno, per lavoro mi trasferisco a Padova da metà agosto. C'è un appartamento, cerco un appartamento in affitto, volevo capire se avete qualcosa per caso. Noi purtroppo al momento non abbiamo nulla in affitto. Al momento di affitti non c'è praticamente nulla e a noi in affitto è da un bel po' di tempo che non ci entra nulla. Qualche ora in redazione al telefono, ecco il risultato di una decina di chiamate da alcune agenzie immobiliari del centro di Padova. Appartamenti in affitto non ce ne sono neppure, come chiedevamo, a partire da settembre. Avete Non ne qualcosa? abbiamo, no. Ci sarà Mi qualche dispiace. disponibilità secondo lei? Più avanti non lo so, adesso dopo le vacanze se ne arriva qualcuno. Noi signora però seguiamo solo i cambi degli universitari perché facciamo solo contratti per studenti universitari, non abbiamo disponibilità per lavoratori. I pochi appartamenti offerti, alcuni non ancora nelle disponibilità delle agenzie, presentano prezzi molto alti. La prima proposta arriva da fuori città. Lontana, Sì? quarto d'ora dal centro, e appunto un quadrilocale, 90 metri quadrati, viene 900 euro senza spese condominiali e l'utenza autonoma. Se no abbiamo delle soluzioni in centro storico. In centro città il primo appartamento che potrebbe fare al caso nostro non è ancora libero ed è senza posto auto se non in un parcheggio a pagamento. Potremmo esserci 700 però non lo so. Più le spese condominiali o senza? Più le spese condominiali. Risulta un po' quell'effetto tipo una bellissima stanza d'albergo in un qualche modo. Una seconda proposta a prezzo concorrenziale pone una serie di vincoli per iniziare la trattativa. La persona deve essere dipendente, che poi uno può anche essere licenziato, ma la proprietà vuole così. Nel giro di una settimana va via 700. Più spese condominiali? Sì, 90 euro di spese condominiali. Un solo altro appartamento è libero da subito nel centro della città, 1.100 euro al mese più 100 euro di spese condominiali, con contratto da sottoscrivere 6 più 6 anni. Altri liberi da settembre a prezzi simili, tutti sui 60 metri quadrati. Le vetrine online, se possibile, danno ritratti anche peggiori, con monolocali che partono da 500 euro e spese condominiali mensili che difficilmente scendono sotto i 200. Una ricerca la nostra che si conclude in modo desolante. Una fotografia in cui le agenzie immobiliari sono semplici attori di quella che rischia di diventare, se non lo è già, una vera emergenza sociale.